io la butto, sapete che non voglio essere né volgare né blasfemo, ma questa è un po' piccantina. Allora cosa succede? Che questa signora di una certa età dice, io sì, a una certa età però piena di soldi, non si va da un chirurgo plastico e dice, guardi dottore, io vorrei tornare a avere la verginità. Una signora, guardi, questo medico vede, guardi signora, qua non c'è niente da fare, sì, non è che si può tornare, però si può fare solo un trapianto. Come un trapianto? Sì, ci sono ritrovato americano, un trapianto, si usa l'orecchia di un maialino, che ha anche la conformazione no, tipica, che ha anche questo pellettino che si vede e non si vede, è proprio bellissima e insomma questa qua si fa convincere, questo ritrovamento americano, questa qua li fa l'operazione, viene lì sotto bellissima questa qua, dopo l'intervento benissimo, dopo la convalescenza eccetera, questa qua vuole anche provare, insomma va in discoteca come con le amiche e insomma trova uno, cominciano a ciucciare, bevono in alcol, si colà, insomma, e vanno a casa di lei, questa qua cominciano nel lettino, così colà, questo qui va sotto e comincia, appena va sotto, viene fuori dalle lenzuola e fa, scusa però ti dico la verità, io ho avuto femmini moris, e dire la verità, ho avuto femmini anche biondis, ho avuto anche femmini rossis, però uno col bolino da consorzio non è mai venuto,